vecchio, molte sfaccettature, per questo l'abbiamo rappresentato con un mosaico che poi è anche collegato al nome della nostra azienda, che si chiama Tessere o Tessere. Viene dalla nostra terra e ha le radici ben lontane nei secoli, e lo hanno conosciuto anche i veneziani che lo commercializzavano attraverso tutti i mari nei secoli scorsi. Si chiama anche vin d'aviaio il raboso. Credo molte storie un poco diverse da quelle del giorno d'oggi, ma comunque storie di persone che l'hanno conosciuto, che l'hanno apprezzato, odiato, lo hanno amato, lo hanno bevuto, lo hanno assaporato insieme a dei cibi e quindi lo hanno percepito nella sua essenza. Proverebbe a fare i viaggi che ha fatto nei secoli scorsi con un vestito diverso. Emanuela Tessere di Noventa di Piave, in provincia di Venezia. Questo è l'ultimo nato, quindi il figlio che rimane il più piccolo, ma che ha anche tanta strada davanti a sé. Si chiama Redentor, e Redentor perché noi siamo in provincia di Venezia e lo vogliamo legare alla tradizione veneziana,